Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Sveva, e buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Di nuovo, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1030 di oggi, mercoledì 9 di luglio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito, ricordate, come sempre, date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, molta altra bellissima roba ancora. Quindi radiolibertà.net a tutta birra. Ho le nostre coordinate 340 670 9659 se volete essere dei nostri, oppure 029294 7222 per il telefono quando lo dirò io. Allora, io prima di cominciare ho un appello qui da parte di alcuni nostri ascoltatori, segnatamente l'amico Salvatore Gaudino, sua figlia Valentina e la sua signora, che hanno questo panificio in via Vittorio Veneto al 47 in Bienate. Perché ve ne parlo? Perché loro hanno un'offerta di lavoro, quindi se qualcuno di voi sta cercando lavoro nella zona di Magnago, Buscate, Castano Primo e dintorni, Dairago, anche Busto Garolfo, sappiate che se chiamate lo 0331 072865, ve lo ripeto, 0331 072865, beh, loro hanno bisogno di un fattorino, l'autista del furgone che porta il pane.
Si lavora dal lunedì al sabato, sono 30 ore di lavoro, contratto regolarissimo, e basta la patente B per guidare il furgoncino e trasportare il pane nei vari panifici nei vari negozi del nostro amico Salvatore Gaudino. Quindi, se avete voglia di lavorare e volete un lavoro onesto, regolare, che peraltro vi impegna poco, perché è dalle 4:30 del mattino fino alle 8:30, alle 9, vi ricordo che c'è l'amico Gaudino Salvatore Gaudino, che ha questo panificio a Bienate. Se chiamate lo 0331 07 2865, magari da domattina, ecco, e dite che avete ascoltato Zoom, insomma, parlate con loro, magari il posto di lavoro può essere vostro. Visto che si dice sempre che lavoro in giro non ce n'è, questa è un'offerta di lavoro vera. Io stamattina sono andato a comprare il pane da loro, mi hanno detto: guarda, siamo in questa situazione, stiamo cercando qualcuno che guidi il furgone, per cui a me non viene niente in tasca. A voi, se state cercando lavoro, basta chiamare appunto al panificio e vi mettete d'accordo. Sveva, se abbiamo da parte il diritto e il rovescio di Pierluigi Magnaschi, direi che lo possiamo mandare in onda. Che ne pensi? Un altro suicidio ai vertici del Cremlino. È morto infatti, gettandosi dalla finestra, l'ex ministro dei trasporti russo Roman Starovoyt, che era stato recentemente licenziato da Vladimir Putin. Questo ex ministro è soltanto l'ultimo episodio di una lunga serie di alti dirigenti moscoviti che si sono gettati o sono stati gettati dalla finestra. La seconda versione, quella della spinta, è da tutti considerata la più probabile, anche in Russia. Questo ministro era stato governatore della regione russa di Kursk, che era stata conquistata dagli ucraini nel tentativo da parte di Zelensky di distrarre le forze russe impegnate nel Donbass. Si calcola che negli ultimi 10 anni ben 60 dirigenti russi si siano suicidati in circostanze misteriose. Sembra che la defenestrazione sia un modo rapido per amministrare la giustizia da parte del regime di Putin. Niente processi, perdite di tempo, ricerca di prove, solo risultati. E poi in fondo basta una spinta dopo aver invitato il defenestrando a prendere una boccata d'aria dal balcone. Appunto, basta anche dirgli: misura quanto è alto da qui, gli si dà una spinta, arrivederci, grazie. Va bene, le 18:20, io adesso vi leggo qualche agenzia di quello che succede nel nostro vasto orbe terracqueo, in modo tale che così ci prepariamo al Qui Parlamento. L'ospite di questa sera torna a essere ancora una volta una gradita ospite, che è la senatrice Elena Murelli. Parleremo con lei poi del DDL per i lavoratori oncologici. Allora, diamo un'occhiatina all'ANSA, eccola qua, la notizia di apertura alla guerra in Ucraina, Zelensky ricevuto dal Papa e da Mattarella, la posizione dell'Italia è ferma, pieno sostegno, il capo dello Stato, si aprono negoziati per l'ingresso di Kiev nella UE, a Castel Gandolfo circa 30 minuti di colloquio di Zelensky col pontefice, Leone XIV dice il Vaticano è disponibile a ospitare i negoziati tra Ucraina e Russia. Leone sta facendo onore al nome pontificale che ha assunto, perché con Leone XIII la Chiesa debutta in grande stile nel mondo diplomatico. Vabbè che già aveva mediato tra Portogallo e Spagna quando si trattò di dividere in due il Brasile nel 1500, ma questa è un'altra storia. Poi ancora il rapporto Invalsi. Al centro-sud meno della metà dei diciottenni comprende i testi scritti, male anche in matematica. Qui c'è da tirare un bel po' di orecchie, soprattutto ai professori. Guerra in Ucraina, popolari, sia l'invio dei Taurus a Kiev, la maggioranza e il PD divisi. Mediaset presenta i palinsesti, Berlusconi promuove Meloni, governo migliore d'Europa, Tajani, sintonia sullo Ius Scholae, e Berlusconi Junior dice affari tuoi, giochino vicino all'azzardo.
Il caso Cercochef, esclusi comunisti e gay, bufera sul cuoco, Paolo Cappuccio dell'Eden, da me non è come al concertone. Il social di Musk, Linda Iaccarino lascia... Antonino, scusami. Quando Sì. vuoi la senatrice è in onda. E allora andiamo con la sigla. Qui referendum. Oh, in realtà è qui Parlamento. Grazie Sveva. Abbiamo con noi la senatrice Elena Murelli. Buonasera e bentrovata. Però non la Mi scappava da ridere perché qui il referendum, il tempo del referendum è finito. Appunto, Siete in diretta dal Senato della Repubblica invece. Benissimo, no, ma sa com'è? È che a noi ogni tanto piace ricordare alcuni momenti esilaranti della nostra democrazia, tipo appunto... Immagino, infatti. Poi visto il quorum non si è raggiunto i numeri e il risultato è ancora più esilarante. Esatto. Senatrice, allora, buonasera, bentrovata. Che cos'è questo DDL sui lavoratori oncologici? È un bellissimo provvedimento. Io sono stata molto contenta ieri di aver fatto da relatore, perché è una cosa a cui tenevo, che abbiamo lasciato sul tavolo nella scorsa legislatura della Commissione Lavoro. Era un disegno di legge della collega Comaroli che avevo firmato anch'io e mi ero fatta portavoce anche nella scorsa legislatura per poter portarla avanti. Non c'erano le coperture, non c'era la possibilità di convincere l'INPS allora, e quando poi il governo è caduto è stata una di quelle cose che dico mannaggia, l'abbiamo lasciato sul tavolo. In questa legislatura la collega Comaroli e poi anche altri hanno presentato questo disegno di legge perché è importante dare una risposta ai lavoratori che purtroppo nel corso della loro vita si ritrovano la brutta notizia di avere un tumore, devono affrontare naturalmente le visite, le terapie e tutto il percorso per poter uscire da questa importante situazione. Dal punto di vista lavorativo però ci sono sì i permessi, ci sono le famose vacanze, ma i periodi di congedo sono sempre ristretti e anche i permessi sono sempre ristretti. E finalmente questo governo ha trovato i soldi per le coperture anche per dare una questione di dignità rispetto a questi lavoratori. E così all'interno del provvedimento che cosa prevede? Prevede di riconoscere il diritto a un periodo di congedo continuativo oppure frazionato, quindi a periodi alternati, non superiore però a 24 mesi. Questo periodo non è retribuito e però garantisce la conservazione del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che sono affetti da malattie oncologiche oppure da malattie invalidanti, croniche oppure rare. Perché anche questi malati purtroppo hanno sempre esami, terapie da affrontare e anche i malati rari hanno una dignità da rispettare, da seguire. E naturalmente il periodo di congedo non si può svolgere alcuna attività lavorativa, ma possono essere fruiti in via naturalmente concorrente, quindi prendendo direttamente il contributo, altri benefici economici spettanti. E nel periodo di congedo non è computato l'anzianità di servizio né la parte previdenziale. Il periodo successivo, fruizione del congedo, il lavoratore, come dicevo prima, gli viene garantita la continuità del posto di lavoro, oppure gli viene offerta la priorità nell'accesso alla modalità di lavoro agile nell'ambito degli accordi che vengono fatti o con la pubblica amministrazione o col datore di lavoro privato che si intende concludere. La novità del provvedimento riguarda anche i lavoratori autonomi, perché si è sempre discusso anche in commissione nella scorsa legislatura il problema che se io sono un libero professionista e purtroppo anche nel mio caso potrei trovarmi da un giorno all'altro con la diagnosi di avere un tumore, devo affrontare le cure. E nei confronti dei miei clienti, pensi a un avvocato, un notaio, un commercialista, che cosa succede? Ho delle scadenze da rispettare. Anche in questo caso, per il lavoratore autonomo, l'articolo 1,3 prevede il diritto alla sospensione per un periodo massimo di 300 giorni del ramo solare dell'esecuzione delle attività e non comporta nessun tipo di responsabilità nel caso in cui ci siano problemi per seguire le cause, per seguire gli atti o per naturalmente seguire anche le varie dichiarazioni dei redditi che magari un commercialista ha nei confronti del cliente.
Oltre al periodo di congedo, il disegno di legge prevede anche direttamente un periodo per i permessi, perché ci sono visite, appunto, come dicevo prima, specialistiche, esami strumentali, analisi chimiche e fisiche, microbiologiche devono essere fatte da questi pazienti, oppure anche se ci sono figli minorenni affetti da malattie e condizioni di invalidità, sempre oncologiche, malattie rari che sono invalidanti. E anche in questo caso prevediamo un permessi di 10 giorni in più rispetto direttamente a quelli che sono già inseriti all'interno dei contratti di lavoro. E queste sono le novità che prevediamo per i lavoratori. In più all'interno del disegno di legge c'è un fondo con dotazione di 2 milioni di euro a partire dal 2026 per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche a favore di studenti meritevoli laureati in medicina, chirurgia, scienze biologiche, biotecnologiche, farmacia e tecniche farmaceutiche. E in ultimo, naturalmente, l'articolo 4 prevede anche un incremento di infrastruttura tecnologica per l'INPS, perché per tenere traccia direttamente insieme al Ministero della Salute di tutti questi tipi di congedi e permessi, per fare in modo che venga certificato ed è certificato da un medico curante o un medico specialista la condizione del paziente. Allo stesso tempo si tenga traccia all'interno dell'INPS delle varie situazioni dei permessi che vengono, i congedi e i permessi di lavoro che vengono dati ai malati oncologici. Io penso che questo sia un risultato importante, è vero, si poteva fare di più, però questo è il primo passo e la prima risposta che tanti malati oncologici aspettavano. Io penso che la politica abbia una sua nobiltà, soprattutto quando difende chi è in difficoltà e quando difende i deboli. E chi si trova ad affrontare la situazione del cancro, chi si trova a combattere contro il tumore, e io l'ho imparato sulla mia pelle, quindi so quello che sto dicendo, a maggior ragione merita di essere attenzionato e coccolato no, ma aiutato in tutti i modi dallo Stato, aiutato in tutti i modi dalla politica. E quindi bene, grazie e avanti così, insomma. Un piacere assolutamente, questa chiacchierata l'avevamo fatta, l'avevamo anticipata e finalmente Sì. siamo arrivati al risultato che aspettavamo, perché con questa approvazione in Senato era già stato approvato alla Camera, quindi con l'approvazione di ieri in Senato questo è diventato legge. Aspettiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, però adesso ci sarà tutta l'organizzazione per riconoscere appunto ai lavoratori malati oncologici questi diritti ed essere a fianco di queste persone che ne hanno bisogno è, come dicevo, un atto di nobiltà ma anche di responsabilità e di dignità dal punto di vista istituzionale e io ne sono assolutamente fiera. Credo che lei sia ampiamente legittimata a sentirsi fiera e io aggiungo una cosa, e stavolta non è una battuta, ogni tanto una buona notizia. Grazie, Sì. Senatrice. Un piacere, assolutamente. Grazie a lei, buona serata e buona serata ai nostri ascoltatori di Radio Libertà. Buona serata e buon lavoro. Grazie. Qui Parlamento. Pausa, poi ci sentiamo Renato Carosone, Caravan Petrol del 1958 e torniamo. A tra un po'. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Caravan Petrol. Quotidiano di Sicilia, Caravan il quotidiano Petrol. d'Italia, una Caravan scelta di valore. Caravan Napoli, Caravan Napoli Petrol. petrolifera. Caravan Petrol. Caravan. Ma già affittato un camel, ma già accattato un turbante rinascente con pennacchio rosso e blu.
Covia scammano da Murriella, cerco petrolio americano mentre ballano i beduini, mentre cantano i tribù. Come si bella a cavallo sto cammello con vino, che l'altra colla con turbante un archile. Quasi curioso mentre scava sto per tu, si scorda della non è cosa che il petrolio non c'è sta. Allah, 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 ma chi t'ha fatto fa? Come si bella a cavallo sto cammello con vino, che l'altra colla con turbante un archile. Covia scammane e cocamella, che guardia annanzi a folla a rete, reputa faccio tu vede, non si può più camminare. Io mi è arrivato pazzariella, se trovo da me lì che mi scoppiva con tabacco, ma chi è sta lì babà? Come si bella a cavallo sto cammello con vino, che l'altra colla con turbante un archile. Uè si curioso mentre scava sto per tu, si scorda della non è cosa che il petrolio non c'è sta. Come si bella a cavallo sto cammello con vino, che l'altra Di nuovo a te la linea, Antonino. Uè, si curioso mentre scava sto pertuso, ma il petrolio non c'è sta. Allah, 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 ma chi m'ha fatto fa? Niente, Renato Carosone era un genio, c'è poco da fare. Allora, avete ascoltato Caravan Petrol del 1958, le 18 e quasi 34 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono qui con voi. E abbiamo una brutta notizia che arriva dall'ADN Kronos. Ricorderete qualche mattina fa l'esplosione a Roma della stazione di servizio. È morto uno dei feriti più gravi, era il responsabile appunto della stazione di servizio, scrive l'ADN Kronos. La vittima è Claudio Ercoli, ispettore di piazza. L'uomo aveva riportato ustioni di terzo grado sul 55% del corpo e di nessuna persona della società coinvolta nell'incidente. Scrive l'ADN, è morto uno dei feriti più gravi a seguito dell'esplosione della cisterna di GPL in via dei Gordiani a Roma. L'uomo aveva riportato ustioni di terzo grado sul 55% del corpo. La vittima è Claudio Ercoli, 67 anni, ispettore di piazza. Era responsabile della stazione di servizio e subito dopo l'esplosione era stato soccorso dai carabinieri insieme a un altro ferito. L'uomo era stato sottoposto nella giornata di ieri a un complesso intervento di innesto di cute omologa. L'equipe medica e chirurgica, sottolinea l'ASL Roma 2, ha messo in atto ogni possibile trattamento intensivo e specialistico, ma le condizioni cliniche del paziente sono progressivamente peggiorate fino al decesso causato dalla gravità delle lesioni riportate. Ercoli era ricoverato ante Eugenio, l'ospedale romano specializzato nella cura dei pazienti con gravi ustioni. Rimane ancora in condizioni critiche ma stabili l'altro paziente coinvolto che presenta ustioni sul 25% del corpo. Dopo la morte di uno dei feriti più gravi, nelle prossime ore il fascicolo della Procura di Roma potrebbe entrare il reato più grave di omicidio colposo, oltre a quello di disastro e lesioni, al momento a carico di ignoti. Lunedì scorso, scrive ancora l'ADN, c'è stato un primo vertice a Piazzale Clodio con PM e vigili del fuoco e al fine di capire le cause dell'incidente al distributore e ricostruire i momenti precedenti all'esplosione, potrebbe essere affidato l'incarico per una maxi consulenza. Un abbraccio al povero caduto e quindi al povero Claudio Ercoli e a tutta la sua famiglia. Dio lo accolga. Allora, perché abbiamo ascoltato Caravan Petrol? Perché ieri abbiamo aperto Zoom con una notizia che francamente io quando l'ho letta sono caduto giù dal pero, come si suol dire da queste parti, perché io tutto mi sarei aspettato nella mia vita, meno che vedere una delegazione dell'UE
presente anche il nostro ministro dell'interno Matteo Piantedosi, venire respinta, addirittura si era parlato nei primi concitati minuti, come addirittura un respingimento in qualità di persona non grata. Venire respinta questa delegazione che da Tripoli era volata a Bengasi e quindi si era spostata dalla parte ovest, che è guidata da un governo appoggiato dall'ONU ma anche dall'Italia, alla parte est, che è guidata da Khalifa Haftar, con cui comunque l'Italia sta cercando da tempo un dialogo e soprattutto degli accordi economici e commerciali. Perché questo sgarbo? Perché succedono queste cose? Per quale motivo ci troviamo in questa situazione? Soprattutto sapete che ora turchi e russi hanno cominciato da tempo a mettere piede in Libia. Sapete anche che i russi hanno spostato la loro flotta prima dalla base in Siria di Tartus alla costa appunto della Cirenaica. L'ammiraglio Credendino, che è il capo di Stato Maggiore della Marina, qualche settimana fa ha rivelato che delle navi spia russe tallonano le navi della Marina Militare Italiana. Insomma, diciamo che in questo specchio di mare davanti alla nostra Italia c'è tanto traffico. E allora che sta succedendo con questa benedetta Libia? Io sono andato a chiederlo a Michela Mercuri. Michela Mercuri, che ho il piacere di ritrovare in questa trasmissione, che è un'esperta di questioni e di situazioni del Mediterraneo e del Medio Oriente e che insegna presso l'Università di Padova. E lei mi ha detto tutta una serie di cose molto interessanti. Sveva, quando sei pronta, vai pure col faccia a faccia. Allora, l'ospite gradita di questa sera che torna è Michela Mercuri. Michela Mercuri è una docente universitaria, insegna a Padova, ma è anche e soprattutto una esperta di Medio Oriente e di Mediterraneo. La voglio ringraziare per il suo tempo e per la sua cortesia. Michela, allora, ieri è successo questo strano fatto, cioè c'era questo aereo con questa delegazione europea, tra cui il ministro Matteo Piantedosi, che da Tripoli si è spostata nella parte est della Libia, dove c'è il governo di Khalifa Haftar, che è sostenuto dai russi, correggimi se sbaglio. E però sono stati respinti, addirittura persone non grate sono state dichiarate. La giustificazione ufficiale è stata che a quanto pare questa delegazione non avrebbe rispettato le regole per l'ingresso in questa parte della Libia. Tajani ieri sera ha detto ma no, c'è stato solo un problema, un'incomprensione a livello protocollare, perché non avevamo, se ho ben capito, non avevamo detto ai libici di Haftar che stava arrivando la delegazione, e quindi allora a me pare che sia peggio la toppa del buco, perché voglio dire, come fa un ministero come il Ministero degli Esteri italiano, non della Repubblica delle Banane, a non dire a Khalifa Haftar o a chi per lui guardate che sta arrivando una delegazione, c'è anche il nostro ministro dell'interno, accoglieteli. Cioè, ma che cosa sta succedendo davvero, Michela? Ma è difficile da interpretare, ma sicuramente come hai detto bene tu, insomma, la toppa veramente è più grossa del buco, anche perché poi in Libia, soprattutto nell'est libico, parlare di permessi per le delegazioni è qualcosa di praticamente assurdo in un contesto così confuso e destabilizzato. Punto numero uno. Punto numero due, questa missione del Team Europe formata da tutte le persone che hai elencato sicuramente aveva annunciato appunto la missione sia prima a Tripoli e poi anche a Bengasi. Quindi questa ha tutta l'aria di essere una sorta di prova di forza da parte del generale Khalifa Haftar, ma soprattutto del clan Haftar, perché noi dobbiamo ricordare che Khalifa Haftar ormai è una persona anziana e ha lasciato un po' lo scettro nella gestione militare, ma anche della gestione politica e di business ai suoi figli, in modo particolare per quanto riguarda la gestione dell'apparato militare, dell'LNA, dell'esercito di Khalifa Haftar, a suo figlio Saddam Haftar, e poi c'è un altro
un'altra figura interessante che è Belgassim Haftar, che è un po' quello che comanda in questo momento in realtà nell'est libico, ma non soltanto nell'est libico in termini di business, gestisce numerosi affari, numerosi fondi e quant'altro, e probabilmente è stato lui a voler dare una prova di forza nei confronti dell'Europa, come dire: guardate, voi avete sempre parlato con la Tripolitania, avete sempre interloquito con il governo Dabaiba, adesso venite qui in tutta emergenza, seppur organizzata, credo, naturalmente, no? Venite qui in tutta emergenza a chiederci, no, di fare accordi per contenere i flussi migratori. Beh, tornate pure a casa e ripassate la prossima volta, perché in questo modo sta alzando la posta nei confronti di un'Unione Europea che in qualche modo ha sempre riconosciuto l'altra parte, mentre in questo momento la Cirenaica, il clan Haftar, non parlo più di Khalifa Haftar, ma ormai parlo di clan Haftar, è estremamente forte e può permettersi anche questi gesti eclatanti, il che non esclude, e concludo, che poi magari in un futuro veramente tornerà ad ascoltare delegazioni europee, ma questa prova di forza sicuramente è stato uno smacco importante per far capire chi comanda davvero adesso in Libia. Appunto, anche perché il mese scorso tu hai dato un'interessante intervista a Start Magazine dell'amico Michele Arnese, dove dicevi proprio questo: Dabaiba è sostenuto dall'ONU e anche da noi, mentre invece Haftar era vezzeggiato dai francesi fino a qualche tempo fa, ma soprattutto, o meglio, il clan Haftar adesso soprattutto è una sponda utile per i russi, visto e considerato che stanno piazzando delle rampe missilistiche che possono arrivare a colpire anche Lampedusa. E allora non è che questo era anche un messaggio a Mosca, come a dire: guarda quanto siamo bravi, che a questi qui dell'Europa nemmeno li prendiamo in considerazione? Ma potrebbe essere anche indirettamente un messaggio a Mosca. Apriamo una parentesi brevissima su Mosca. Noi negli ultimi mesi, no, da quando appunto le navi e gli aerei russi che erano presenti in Siria nelle basi di Latakia e Tartus sono dovuti sgomberare a causa appunto della presa di potere di Al-Jolani, è chiaro che poi la Russia ha passato una parte appunto dei suoi armamenti proprio in Libia, ma la Russia è presente in Libia fin dal 2014, ora è chiaro che la sua presenza si è rafforzata, ma non è una novità. È possibile anche che, vista questa rafforzata presenza russa in Libia, Haftar abbia voluto dare una prova al suo alleato di ferro, appunto, che è Mosca, ma io ripeto, la vedo più come una questione interna, cioè come una questione interna tra l'Europa e Haftar. Haftar sta chiaramente dicendo all'Europa: voglio che voi mi riconosciate, non è la prima volta che lo fa, quale leader della Libia. Quindi sì, indirettamente anche forse una dimostrazione ai russi, ma è un problema più di ordine interno, una sorta di ricatto o comunque un modo per alzare la posta anche in vista di possibili future missioni che questa volta magari avranno un parziale successo del Team Europe, no? O di rappresentanti dell'Unione Europea, compreso il nostro ministro dell'interno, proprio nell'est libico, di cui noi in questo momento abbiamo molto bisogno, ma ce ne siamo accorti di averne bisogno soltanto adesso, e questo non è piaciuto ad Haftar. E perché ci serve la Cirenaica, Bengasi, tutto il lato est della Libia? Perché Haftar, che governa la Cirenaica con i suoi figli di cui ho parlato e con le caratteristiche di questi figli che non sono quelli del padre, il padre è un militare, il padre è una persona che probabilmente ci avrebbe in qualche modo accolto anche magari senza fare accordi, no? Ma i figli sono molto molto più, se vogliamo così, viziati, particolari, vezzosi, eccetera. Però noi abbiamo bisogno in questo momento della Cirenaica, di Haftar soprattutto, perché Haftar comanda in Libia, perché Dabaiba non ha più nessun potere nell'ovest libico, è sotto ricatto dalle milizie, è sotto ricatto anche da parte della popolazione che sta protestando nelle strade di Tripoli perché non lo vuole, o di una buona parte della popolazione che non lo vuole. Non credo che rimarrà al potere per molto tempo. Haftar in questo momento gode del sostegno russo, come si è detto, del sostegno turco,
che invece ha visto Ankara sempre vicino all'ovest libico, la Turchia è passata dalla parte di Haftar, fornendolo anche di svariati droni, addestramenti congiunti, eccetera. Ha anche il sostegno dei sauditi, ha il sostegno di attori molto importanti, compresi gli Stati Uniti, perché Saddam Haftar, l'altro figlio di Haftar di cui parlavo, si è recato a Washington, ha incontrato alcuni vertici importanti del Pentagono e quant'altro, quindi in questo momento è Haftar quello che conta, e quindi noi abbiamo bisogno di Haftar per fare gli accordi di qualunque tipo, che siano accordi commerciali, perché ricordiamoci che Belgasem Haftar gestisce anche importanti fondi per la ricostruzione, il business del petrolio, il business delle infrastrutture, eccetera, e quindi noi abbiamo bisogno di Haftar perché probabilmente, perlomeno nel medio-breve periodo, sarà proprio Haftar ad essere l'uomo forte del paese, forse fino a probabili future, meno probabili, non saprei dirlo, elezioni. Ecco, invece noi europei, con la nostra consueta eurogenialità, sosteniamo il perdente. Geniale. In realtà devo dire che l'Italia ha già interloquito con Haftar, ha già cercato di aprire dei canali con Haftar, mentre l'Europa è sempre rimasta sotto la gonnella, permettetemi il termine, no, del governo unusiano, quindi del governo di Dabaiba, prima ancora di quello di al-Sarraj. Non è stata sicuramente da parte dell'Europa una scelta lungimirante, soprattutto in quest'ultimo periodo. Voglio però anche ricordare che in qualche modo l'Italia ha cercato di riallacciare già da tempo comunque i rapporti con Haftar, ultimo tra tutti il Business Forum Italo-Libico, che si è svolto il 24 e il 26 giugno proprio a Bengasi, e in questo Business Forum Italo-Libico Belgasem Haftar, no? Quel famoso figlio di Haftar che gestisce vari fondi eccetera, si è dimostrato molto disponibile con le imprese italiane, firmando numerosi protocolli. Sono stati riaperti i voli tra Roma e Bengasi, quindi l'Italia ha cercato di fare qualcosa. Il problema resta l'Unione Europea, che spero dopo questo episodio si sia resa conto che l'approccio in questo momento storico in Libia va totalmente cambiato. Michele, senza andare a rievocare Tripoli, bel sol d'amore, naviga o corazzata, felice il vento e dolce la stagione, però dopo un secolo di influenza italiana sulla Libia, nel bene e nel male, o quantomeno almeno una sessantina, settantina d'anni, se vogliamo arrivare al 1970, e poi il rapporto, diciamo, contrastato con il colonnello Gheddafi, ma l'Italia può riuscire a riprendere la sua influenza sulla Libia, soprattutto ora che si trova sul terreno due avversari temibili, e come se sono temibili, quali i russi e i turchi? Cosa può fare? Dopo quello che è accaduto ieri sicuramente qualche dubbio può venire, però dovremmo avere uno sguardo un po' più lungimirante. Prima appunto parlavo del Business Forum Italo-Libico, che è stato molto importante, delle visite che sono state fatte da Haftar a Roma, quindi l'Italia sicuramente può far valere il suo ruolo in Libia anche nell'est del paese. Lo può fare come? Sicuramente con un approccio diverso rispetto a quelli che giustamente sono stati chiamati competitor. Noi abbiamo uno strumento che l'Europa dovrebbe seguire di più, e che è il piano Mattei. Il piano Mattei, che chiaramente in Libia in questo momento trova molte difficoltà di applicazione, visto anche il contesto profondamente destabilizzato che c'è all'interno del paese, ma l'Italia deve continuare a interloquire, a cercare di interloquire con il generale Khalifa Haftar, portando avanti anche importanti progetti, soprattutto progetti economici e di business, perché la condizione economica politica, è davvero complessa, per cercare di rimettere un piede nel paese. Sono state anche siglati progetti di formazione con alcuni istituti di Bengasi, eccetera, quindi rientrare piano piano da questa porta. E mi sembra che questa sia l'unica strada che peraltro ha funzionato anche in altri paesi del Nord Africa, come per esempio parzialmente anche per quanto riguarda appunto il business in Tunisia, in Algeria, ma anche in paesi dell'Africa continentale. Quindi è possibile per l'Italia farlo, è possibile farlo, e concludo, anche con il supporto americano, perché ricordiamoci che gli americani, vista
l'ingente presenza russa in Libia negli ultimi mesi hanno riaperto il dossier Libia. Hanno parlato appunto con Haftar, una portaerei americana qualche mese fa navigava appunto per le acque libiche, ha fatto scalo anche a Bengasi. Potremmo anche cercare di sfruttare questo, che ci piaccia o meno, perché poi la politica di Trump è piuttosto altalenante, ma comunque potremmo cercare di sfruttare anche questo rapporto privilegiato con gli Stati Uniti per porci quali interlocutori, ripeto, privilegiati nel contesto libico, sfruttando tutto quello che è il know-how che noi stiamo sviluppando con il piano Mattei e con i paesi vicini alla Libia. Certo, la presenza turca vicino ad Haftar in questo momento è sicuramente uno scoglio importante, anche la presenza russa di armi russe è sicuramente uno scoglio molto importante, però comunque un dialogo, soprattutto da un punto di vista economico, noi va tentato e lo abbiamo visto con il successo dei vari business forum che ci sono stati. Questa credo che sia la strada maestra: ricostruzione, progetti, eccetera. Insomma, diciamo che crisi ancora una volta si rivela essere opportunità. Ma per concludere, un'ultima domanda, e mi scuso se la metto giù un po' dura. E quel cadavere che cammina, politicamente parlando, di Debaiba, che cosa ne sarà di lui? Perché mi pare di capire che gli Haftar prima o poi si prenderanno tutta la Libia. Ma io credo che sia questione di, non posso fare previsioni temporali, no? Adesso poi si parla di clima, in realtà negli ultimi giorni, ma di temporali non in senso climatico, chiaramente. Non posso fare previsioni temporali, però quello che posso dire è che stante così le cose, no? Che possono solo peggiorare, perché Dabaiba ormai controlla sì e no una milizia, ma è completamente ormai avulso dal contesto di Tripoli, ha la maggior parte delle milizie contro, molte milizie si sono avvicinate al clan Haftar, la popolazione è contro di lui, vuole nuove elezioni, eccetera. Visto questo contesto, credo che Dabaiba a livello politico, sia chiaro, non avrà vita lunga. È probabile, si dice, insomma, che prima o poi Dabaiba dovrà abbandonare il paese e probabilmente ad ospitarlo comunque potrebbe essere Erdogan. Quindi senza più Dabaiba, Haftar avrà la possibilità di arrivare fino a Tripoli, poi però staremo a vedere quale sarà la reazione delle milizie di Tripoli, che in questo momento hanno acquisito un grande potere vista la debolezza di Dabaiba, e non so fino a che punto poi ritrovarsi Haftar a Tripoli potrebbe essere cosa gradita. Quindi aspettiamoci anche scenari che potrebbero essere piuttosto virulenti, ecco, nei prossimi mesi, giorni. Anche in questo caso è difficile dirlo vista l'instabilità del contesto. Insomma, c'è grande confusione sotto il cielo e la situazione quindi è eccellente. Beh, sì, è davvero eccellente, nel senso che chiaramente mai come oggi, o forse nel 2019, no? Se ti ricordi, quando Haftar con l'aiuto dei sauditi voleva conquistare tutta Tripoli, no? Per arrivare fino a Tripoli, poi non gli riuscì. Ecco, io non ricordo da quei tempi una situazione così davvero caotica all'interno del paese, e questo non ci lascia chiaramente ben sperare, come italiani. Chiaramente poi c'è tutto un contesto internazionale molto complesso, si parlava dei russi, si parlava dei turchi, ma parliamo d'Italia. Questo non ci lascia ben sperare, sia per la possibilità per adesso di fare di nuovo accordi per i flussi migratori che sono aumentati notevolmente negli ultimi mesi. Quelli provenienti dalla Libia sono quasi l'80%, no? Di quelli che sono arrivati appunto in Italia, ma c'è anche un rischio evidente per quelli che sono poi tutti i giacimenti, parte dei giacimenti dell'ENI, perché nel momento in cui poi c'è una lotta tra milizie, quello che accade è che la milizia che gestisce un pozzo dell'ENI chiude i rubinetti e dice: guarda, lo gestisco io, lo sto gestendo io, quindi voglio i soldi, voglio parlare con voi. Nel momento in cui Haftar dall'altra parte deciderà di bloccare, come ha già fatto, la produzione di petrolio in molti dei pozzi che controlla, chiaramente saranno problemi per l'Italia. Quindi è chiaro che è una situazione che non ci
prospetta davanti nulla di buono, ma questo chiaramente non implica il fatto che non dobbiamo occuparcene, anzi ci obbliga ad occuparcene, perché la Libia è a 300, correggimi se sbaglio, ma a 300 miglia dalle coste di Lampedusa. Abbiamo presumibilmente dei missili russi piazzati a Sebha, a 1000 chilometri da Lampedusa. Sebha è all'interno, no, della Cirenaica. Abbiamo navi russe che navigano nel piccolo mar Mediterraneo, che racchiude l'1% dell'acqua mondiale, no, del pianeta, ma il 20% del commercio marittimo mondiale. Abbiamo navi spia russe, questo ce l'ha detto Credendino in un'intervista molto interessante al Corriere della Sera. Ora, non c'è rischio, ci sono navi della Marina Militare Italiana, navi della NATO, navi russe spia e quant'altro. Credendino dice non c'è un alert imminente, ma l'incidente diplomatico può essere alle porte. Questo è un altro scenario che secondo me in tutto quello che ho detto va considerato, e va considerato anche in maniera molto importante, perché chiaramente il bacino del Mediterraneo non tocca solo la Libia, ma tocca tantissimi paesi della sponda sud e della sponda nord. Quindi io in questo momento, come si dice, non posso darvi certezze, non posso darvi buone notizie, prendo atto di quello che è accaduto e mi auguro insomma che in qualche modo purtroppo temo, passando anche attraverso nuovi disordini ancora più importanti, se non una nuova guerra civile, però in qualche modo poi la Libia riesca in qualche modo a ristabilirsi, ma non facciamoci troppe illusioni, perché da quel famoso 2011, quando appunto ci fu l'intervento NATO voluto da Sarkozy per i suoi interessi nazionali, che la Libia ormai è un caos sempre più complesso, ogni giorno che passa diventa più complesso e più intricato. Non facciamoci illusioni, ma cerchiamo di limitare i danni, soprattutto noi italiani che abbiamo la Libia alle porte di casa e anche i russi alle porte di casa. E l'arma dell'immigrazione alle porte di casa. L'arma dell'immigrazione chiaramente alle porte di casa, un'arma che può essere e che è stata in qualche modo riaperta, sia perché, e concludo, a Tripoli ci sono comunque degli scontri, e quando ci sono gli scontri è anche difficile per le milizie gestire proprio i centri di detenzione dei migranti, le organizzazioni criminali riescono a lavorare meglio, passatemi il termine un po' brutale, e sia chiaramente qualche possibile, diciamo così, spinta anche da parte della Cirenaica, anche da parte del generale Khalifa Haftar, ma il disordine più grande in questo momento per quanto riguarda i flussi migratori sicuramente è nella Tripolitania. Ma perché noi siamo andati a parlare con Haftar pur essendo in Tripolitania? Perché ormai noi consideriamo Haftar anche in qualche modo il controllore, per non dire altro, anche della zona della Tripolitania, mancando interlocutori chiari all'interno del paese, perché da Baiba, come dicevi giustamente tu, oramai non esiste più. Ecco. E allora seguiremo con molta attenzione lo sviluppo di questa situazione. Grazie Michela. Grazie a voi, buona serata. Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, alle 19 quasi 3 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1030 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Nel frattempo apriamo il telefono allo 0292947222, abbiamo un po' di tempo prima del prossimo faccia a faccia. Avete ascoltato la Royal Philharmonic Concert Orchestra con il tema di Perry Mason, A noi grazie, 1957, ma questa è una registrazione dell'anno 2005. Perché? Perché tra un po' parleremo di eutanasia, sentiremo il professor Carmelo Leotta dell'Università Europea di Roma, che ieri è stato in Corte Costituzionale per essere audito insieme a due ricorrenti presso la Corte Costituzionale sul tema dell'eutanasia, e ci racconterà com'è che sono andate le cose. Nel frattempo diamo un'altra occhiata alle agenzie, vi ricordo il telefono è ancora aperto, 0292947222, oppure se volete mandarci qualche zappa o WhatsApp 340 670 9659. Diamo un'occhiata, il processo di Bibbiano, signore e signori, eccoci qua, il caso Bibbiano. Vi leggo questa notizia dell'ANSA. Il caso Bibbiano, al processo Angeli e Demoni cadono quasi tutte le accuse. La difesa, ora sappiamo che non rubavano bimbi, il giudizio ci ripaga ma non cancella la distruzione mediatica. Questa è stata battuta alle 18:38 dall'ANSA. Cadono quasi tutte le accuse nella sentenza del processo Angeli e Demoni sul presunto sistema di affidi illeciti. Il caso Bibbiano si riduce, nella decisione dei giudici del Tribunale Collegiale di Reggio Emilia, a 3 condanne con pena sospesa. 2 anni a Federica Anghinolfi per 2 capi di imputazione, ex responsabile dei servizi sociali della Valdenza, e 1 anno e 8 mesi all'assistente sociale Francesco Monopoli, 5 mesi a Flaviana Murru, neuropsichiatra. Per il resto, i giudici hanno pronunciato assoluzioni per i 14 imputati, con alcuni proscioglimenti per prescrizione. Erano oltre 100 i capi di imputazione. Oggi sappiamo che non esistono demoni contrapposti agli angeli, che la nostra assistita non è una ladra di bambini e che non ha mai agito per interessi diversi da quello superiore della tutela dei minori. Questa verità giudiziale ci ripaga degli sforzi compiuti, ma non cancella la distruzione mediatica dell'immagine della nostra assistita, né i danni irreparabili e incalcolabili provocati al sistema della tutela dei minori. Lo dicono i difensori di Federica Anghinolfi, avvocati Oliviero Mazza e Rossella Ognibene, parlando della principale imputata nel processo sugli affidi a Bibbiano nel Reggiano, assolta da gran parte delle accuse. Così l'ANSA. Visto che siamo in tema di giustizia, la notizia di oggi riguarda anche un atroce caso di femminicidio che, ahimè, torna a far parlare di sé, perché, insomma, ricorderete tutti la povera Giulia Tramontano che aspettava un bambino che si sarebbe dovuto chiamare Tiago, e il cui convivente / fidanzato Alessandro Impagnatiello ha ben pensato di ammazzarla. Prima ha cominciato a darle il veleno per topi e poi è successo quello che è successo. Bene, oggi la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha rigettato l'istanza dell'accesso alla giustizia riparativa presentata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato anche in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano, la sua fidanzata, che era al 7° mese di gravidanza. La decisione, come si legge in una nota del presidente della Corte Giuseppe Ondei, è dovuta al fatto che i motivi posti a fondamento della sua richiesta sono stati ritenuti irrilevanti ai fini di una valutazione dell'ammissibilità al percorso riparatorio.
E ancora, Alessandro Impagnatiello, che si è visto confermare l'ergastolo in secondo grado per l'omicidio di Giulia Tramontano, la sua fidanzata al 7° mese di gravidanza, non ha rielaborato criticamente il movente, gli impulsi che lo hanno portato a uccidere, e quindi non si ravvisa un'effettiva utilità del percorso di giustizia riparativa riguardo a un iter di responsabilizzazione. Così la Corte d'Assise d'Appello di Milano, che ha rigettato l'istanza d'accesso all'istituto presentata dalla difesa. A ciò si aggiunge l'indisponibilità, per ora irretrattabile, della famiglia di Giulia a partecipare al programma riparatorio. I giudici, scrive la Presidenza della Corte in una nota, dopo aver constatato l'assenza sia del pericolo per le parti che del pericolo per l'accertamento dei fatti, ossia di 2 dei 3 parametri posti a fondamento della valutazione, ha ritenuto decisivi i moventi che hanno portato l'ex barman ad accoltellare la compagna che di lì a poco gli avrebbe dato un figlio. Moventi o impulsi criminosi che, così come nel giudizio di secondo grado sono stati giudicati essenziali nell'economia del gravame e decisivi per la definizione di tutti i motivi di impugnazione, anche in questa più circoscritta sede di valutazione, si legge nel comunicato, se rielaborati criticamente dall'interessato e portati a sua giustificazione della scelta di un percorso di riconciliazione, il che non è stato, sarebbero valsi a motivare l'utilità di avvio avendo riguardo alla responsabilizzazione dell'autore dell'offesa, che è il fine primario dell'istituto giuridico della giustizia riparativa, unitamente al riconoscimento della vittima e alla ricostituzione dei legami con la comunità. Insomma, Impagnatiello non ha capito fino in fondo la portata della porcata che ha fatto. Questo è quello che stanno dicendo i giudici. Pertanto i motivi alla base dell'istanza presentata dall'avvocatessa Giulia Gerardini, difensore di Impagnatiello, come la sua collaborazione alle indagini, il suo immediato riconoscimento di responsabilità e il rincrescimento esternato non appena si è presentato in aula all'inizio del processo di primo grado, sono stati ritenuti irrilevanti ai fini della valutazione dell'ammissibilità all'invio dell'uomo al programma di riparazione del danno. Quindi niente, non ci sarà il sistema, il programma di giustizia riparativa per Impagnatiello, e vorrei ben dire, aggiungerei. Allora, questa cosa del rapporto Invalsi, francamente ragazzi, veramente davvero drammatico. Andiamo qui sull'ANSA, andiamo a vedere che cosa dice. L'ANSA: diminuisce la dispersione scolastica ma aumenta il numero degli studenti che non acquisiscono competenze adeguate in italiano e matematica, anche se gli alunni delle scuole italiane si confermano bravi in inglese e hanno buone competenze digitali. Il rapporto Invalsi 2025 fotografa una brutta battuta d'arresto negli apprendimenti di italiano e soprattutto di matematica in tutti i cicli scolastici, dalle elementari all'ultimo anno delle superiori, fornendo l'impressione che si è ben lontani dal riuscire a recuperare i livelli pre-Covid come si era sperato nel 2024. Al momento del diploma, a 18 anni, praticamente uno studente su 2 non ha competenze adeguate né in italiano né in matematica. La situazione è, ecco, però scusate, se voi fate un articolo, amici dell'ANSA, in cui parlate di competenze adeguate in italiano, non si può scrivere la situazione è molto migliore al nord. È già migliore, non puoi scrivere molto migliore, non è più migliore, non si può scrivere così. Quindi, come vedete, la situazione è migliore al nord, decisamente più grave al centro-sud e nelle isole. In matematica, infatti, nel Lazio, Campania, Calabria e Sicilia circa il 60% non raggiunge il livello di accettabilità. In Sardegna questa percentuale si alza al 70%. E per quanto riguarda l'italiano, solo nelle 2 macro aree settentrionali la comprensione dei testi scritti raggiunge livelli almeno accettabili per oltre la metà degli studenti e delle studentesse, circa il 60-61%, mentre al centro-sud meno della metà di allievi raggiunge i traguardi. Dobbiamo ripensare l'insegnamento dell'italiano, i programmi, ed è quello che noi abbiamo fatto e stiamo facendo. È fondamentale tornare ad avere un'attenzione forte verso grammatica, sintassi, riassunti, ha commentato alla presentazione del report il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Le competenze inadeguate sono conseguenza di un peggioramento che parte dalle elementari ed è via via sempre più evidente.
Il rapporto dell'istituto guidato da Roberto Ricci evidenzia infatti come già alla fine delle scuole medie in italiano, a fronte di un 62% di allievi che mostrano competenze almeno adeguate nel centro-nord, nel mezzogiorno la percentuale scende in modo rilevante e in particolare in Calabria, Sicilia e Sardegna, meno della metà di coloro che acquisiscono la licenza media accede alle superiori con competenze adeguate. In matematica, sempre al sud, nemmeno la metà degli allievi esce dal primo ciclo di istruzione con competenze adeguate. Le hanno solo 4 allievi su 10. In particolare mostrano maggiori difficoltà in matematica bambine e ragazze. Serve un ripensamento dell'insegnamento della matematica che parta dalla realtà per arrivare alla teoria, ha suggerito il ministro Valditara. In seconda elementare, in italiano circa il 66%, era il 67% nel 2024, il 69% nel 23 e il 73% nel 22, raggiunge almeno il livello base, dalla fascia 3 in su. In matematica il 67%, che era pari all'anno scorso, al 2023, ma non al 71% del 2022, raggiunge almeno il livello base. In quinta elementare in italiano il 75%, come nel 24, ma il 74% nel 23 e l'80% nel 22, raggiunge almeno il livello base. In matematica il 66%, che era il 68 nel 24, il 63 nel 23 e il 66 nel 22, raggiunge almeno il livello base. Anche i risultati di inglese sono leggermente più bassi o stabili rispetto al 2024. E insomma, ragazzi, un po' ciucci, applicatevi perché la scuola vi serve, certo. È anche vero che vanno rivisti i programmi, quindi ben venga e bene ha fatto il ministro Valditara, soprattutto a reintrodurre l'idea di imparare le cose a memoria, di allenare la propria memoria. Notiziola appena battuta in apertura dall'ADN Kronos, Wimbledon Sinner in semifinale, Shelton battuto in 3 set, Cobolli Djokovic 7-6, 2-6. Ancora è stato liberato Maurizio Cocco, che era stato arrestato nel 2022 in Costa d'Avorio, era stato condannato nel maggio del 24 a 24 mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere. E poi, insomma, ci sono le altre notizie che già vi abbiamo dato quest'oggi. Molto bene. Allora, 02 9294 7222, il telefono è ancora libero, altrimenti noi tra qualche minuto passiamo al secondo faccia a faccia, ancora 5 minuti e poi ascolteremo il professor Carmelo Leotta che, vi ripeto, oltre a essere professore è anche avvocato, per il ricorso in corte costituzionale contro l'eutanasia, contro l'idea appunto della dolce morte per tutti quanti. Vediamo un po' che altre notizie ci sono. Confindustria Medef batte l'ANSA, l'Europa vacilla, le fabbriche chiudono, indovina perché. Ancora. Mattarella che dice si aprano i negoziati per l'ingresso di Kiev nell'UE. Vi dicevo del Medef, l'Europa sta vacillando, le sue fabbriche chiudono, scrive l'ANSA, le sue bollette energetiche aumentano, la sua voce si affievolisce, il suo peso geopolitico si riduce, avvertono gli industriali d'Italia e Francia. Con un appello congiunto all'azione, la dichiarazione firmata dai presidenti Emanuele Ossini e Patrick Martin, in occasione del 7° forum tra Confindustria e Medef. In un mondo segnato dagli shock geopolitici, l'indecisione rappresenta la minaccia più grave. L'Europa deve scegliere competere o declinare. Anche nella guerra dei dazi il commercio e potere va usato, il verdetto è chiaro, l'Europa può ancora vincere, ma solo se agisce ora. Vediamo se ci saranno orecchie attente a questo grido di dolore che si leva dall'Italia e anche dalla Francia. Matteo Renzi, già che c'è in tutto questo, fa anche egli notizia quest'oggi, perché c'è qui una notizia sempre dell'ANSA, Renzi a Piersilvio, chiudo la collaborazione con Mondadori. Quindi Renzi non pubblicherà più i suoi libri con Mondadori. Penso che Piersilvio si sia molto dispiaciuto, chi lo sa.
Trovo inopportuno l'aggressione alla persona, ma non sono un mediocre come tanti, riferisce l'ANSA, e dunque appena letto le dichiarazioni del CEO di Mediaset ho comunicato formalmente alla Mondadori, società della famiglia Berlusconi per la quale ho scritto gli ultimi libri, che interrompo da oggi ogni collaborazione. Non accetterò mai di scambiare la mia libertà per soldi, posso rinunciare volentieri ai soldi di Berlusconi e della Mondadori, ma non rinuncerò mai alla mia libertà di difendere la mia dignità e il diritto di dire che questo governo non è il migliore d'Europa. Lo annuncia Matteo Renzi su X rispondendo a Pier Silvio Berlusconi. Quello del secondogenito del Cavaliere, secondo Renzi, è stato un attacco richiesto da Palazzo Chigi, un intervento a gamba tesa in difesa di Giorgia Meloni. Ha detto che il governo Meloni è il migliore d'Europa, proprio mentre scopriamo che Nordio ha mentito al Senato, che Tajani si autodefinisce uno sfigato, che Piantedosi viene bloccato sulla scaletta dell'aereo in Libia ed espulso, che Lollobrigida sta gestendo i dazi facendo fare la Bresaola in America e per amor del cielo non vogliamo sapere che cosa stiano facendo Salvini o Santanchè o Giuli. Bene, proprio adesso Berlusconi Junior difende il governo Meloni e come se non bastasse richiama all'ordine Tajani intimandogli di interrompere ogni battaglia sullo Ius Scholae. Da bravo maggiordomo Tajani obbedisce. In questo scenario Berlusconi Junior attacca anche me. Evidentemente l'idea che si costruisca una tenda riformista fa paura a chi sostiene la Meloni e anziché continuare a ignorarmi come fa Mediaset da mesi, oggi assistiamo a un attacco alla persona tanto sgarbato quanto evidentemente richiesto a Pier Silvio da Palazzo Chigi. Quindi Renzi si lamenta e si incazza. Vabbè. Ne prendiamo atto. Sono le 19 minuti e 20 secondi. Allora, adesso parliamo appunto con il professor Carmelo Leotta dell'Università Europea di Roma, che ieri, vi dicevo, è stato in Corte Costituzionale, dove si è occupato del tema dell'eutanasia. Sapete che la Corte Costituzionale ha in passato emanato tra l'altro delle sentenze tirando le orecchie al legislatore dicendo guardate che comunque qui ci vuole una legge, il Parlamento deve fare qualcosa e insomma c'è un dibattito aperto in questo paese. E allora Sveva, quando sei pronta vai pure per favore con questo secondo faccia a faccia. Antonino, mi senti? Antonino? Sì, Sveva, ci sono, dimmi tutto. Antonino, purtroppo si è interrotto un attimo il suono, non ho capito se mi hai detto qualcosa. Antonino, mi senti? Sì, ti sento perfettamente. Non si è sentito per qualche secondo il suono, non so se mi hai detto qualcosa. No, solo di andare col faccia a faccia. Perfetto, scusami, ma purtroppo si è sentito un buco. È il bello della diretta, non ti preoccupare. Un secondo che purtroppo la differita non parte, quindi qualche secondo. Vabbè, qualche secondo e Prego. ci saremo, dai, non ti preoccupare. Allora, stasera Eccoci. io ritrovo il professor Carmelo Leotta, che è docente di diritto penale presso l'Università Europea di Roma, ma in particolare il professor Leotta, giusto ieri, 8 di luglio, è stato alla Consulta. Lo abbiamo avuto già gradito ospite altre volte, perché ieri si è parlato di eutanasia. Noi vi avevamo raccontato in una delle ultime puntate di Zoom appunto quello che il professore si sta preparando a fare, e cioè presentarsi in consulta per discutere la richiesta da parte di questa signora Umbra di poter accedere al suicidio assistito. E allora, come sono andate le cose ieri alla Corte Costituzionale, professore? Buonasera a tutti e innanzitutto grazie per l'interesse per questa vicenda. Allora, prego e ben trovato. Grazie. Ieri alla Corte Costituzionale si è svolta l'udienza che aveva come tema la conservazione
o meno del divieto di eutanasia. L'esito della decisione ancora non è noto. Tuttavia, ieri che cosa è successo all'udienza? È successo che sono stati ammessi 2 malati che io e il collega Mario Esposito abbiamo rappresentato, che sono 2 persone, una si chiama Maria, è originaria della Puglia e vive a Roma, e la seconda persona, che nel frattempo ha voluto dare il proprio nome, si chiama Vanni, che è umbro. Queste persone hanno chiesto di essere ammesse all'udienza in quanto malati affetti da una patologia grave e affetti anche spesso da sofferenze intollerabili, hanno un trattamento di sostegno vitale, quindi hanno tutti i requisiti per chiedere il suicidio assistito, eppure loro non solo non vogliono fare il suicidio assistito, ma chiedono allo Stato di non togliere il divieto di eutanasia. Questa è la loro richiesta. Infatti il loro intervento tecnicamente si chiama intervento ad opponendum, cioè per opporsi all'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, che invece era chiesto appunto dai difensori della signora che aveva iniziato questo procedimento davanti al Tribunale di Firenze, chiedendo che in realtà non è umbra, se mi permetti la correzione, ma è toscana. Che per questo giustifica il fatto che si fosse rivolta al Tribunale di Firenze per chiedere sostanzialmente che il suo medico fosse autorizzato a praticarle l'eutanasia, perché lei desidera purtroppo fare il suicidio assistito, ma si trova in una situazione da un lato di impossibilità fisica, dall'altro di indisponibilità di questa pompa infusionale che pare sia appunto non reperibile secondo quello che emerge dagli atti di questo procedimento, e quindi chiede che il suo medico sia autorizzato a fare l'eutanasia. Questo era il confronto appunto tra le posizioni di questi diversi malati. Una che chiede che venga tolto il divieto di eutanasia, assistita ovviamente da altri avvocati, e poi 2 malati che invece chiedono, con l'assistenza mia e dell'avvocato Mario Esposito, che il divieto di eutanasia sia conservato. Questo era, diciamo, il confronto che è avvenuto ieri in udienza. Ecco, tra l'altro so che non è stato facile accedere a questa udienza, perché l'altra parte, l'associazione Coscioni, non voleva che voi foste ammessi a questa udienza, è vero? Sì, preciso, non l'associazione Coscioni, ma gli avvocati, che in particolare l'avvocato Gallo, che appartiene anche a quell'associazione, che supporta, diciamo, le richieste di morte medicalmente assistita, come sappiamo dalle notizie di cronaca, e quindi i legali, effettivamente l'informazione legali della Coscioni si sono opposti all'intervento dei malati. Questo perché i nostri malati non sono delle parti, sono delle parti eventuali, cioè il loro intervento al processo deve essere autorizzato. Questo perché ritenevano che non ci fosse un reale interesse a diventare parti nel processo. Invece la Corte, questo ovviamente è stato per noi un esito nell'udienza di ieri molto positivo, ha ritenuto che anche i nostri malati avessero un interesse a interloquire su questa decisione e quindi li ha ammessi al processo. Certo, capisco. E questo ci ha consentito di intervenire poi come avvocati, ovviamente. Ecco, certo mi lascia un po' perplesso il fatto che quando si deve parlare di queste cose, improvvisamente l'idea che ci sia qualche ricorrente che non la pensa allo stesso modo, è meglio che non intervenga. E così mi sembra un giudizio a senso unico, detto tra noi. Allora, diciamo che sul punto, senza creare, come dire, polemiche inutili, ma possiamo dire che certamente avevamo apprezzato il fatto che nella scorsa udienza, il 26 marzo,
invece con grande fair play dal punto di vista anche del rapporto diciamo tra le parti pure antagoniste in un processo, la parte avversaria invece si fosse rimessa alla corte. Rimettersi vuol dire che non si prende formalmente una posizione né a favore né contro, ma si dice: se ci sono questi malati, nel caso specifico era stato detto, se ci sono questi malati che vogliono intervenire, noi che pure stiamo, cioè, gli avvocati che difendevano in quel caso Cappato avevano detto: noi ci rimettiamo alla Corte Costituzionale, e quindi diciamo avevamo la difesa allora dei 4 malati contro l'estensione del suicidio assistito, che eravamo sempre l'avvocato Esposito ed io, avevamo apprezzato molto questo gesto, perché significa non avere paura del contraddittorio, appunto, ma dare, diciamo, non opporsi al fatto che chi la pensa diversamente possa parlare ugualmente in quel processo. Quindi avevamo apprezzato molto questo gesto, ma comunque oggi siamo molto contenti di essere stati ammessi nonostante l'opposizione degli avversari. Molto bene. Professore, adesso che cosa succederà? Adesso attendiamo la decisione della Corte Costituzionale, diciamo non facciamo prognosi, siamo però fiduciosi, quindi questo attendiamo, ecco. Attendiamo che la Corte decida e speriamo ovviamente che venga conservato il divieto di eutanasia. Questo perché crediamo fermamente che se venisse meno il divieto di eutanasia si creerebbe un grande vulnus al principio di inviolabilità della vita, cioè che è il principio per cui nessuno può essere autorizzato a uccidere un'altra persona, e il diritto non può essere utilizzato per regolare l'atto di una persona che ne uccide un'altra. Ecco, questo è quello che abbiamo detto ieri in udienza. In particolare abbiamo cercato di spiegare che se cade il divieto di eutanasia si dà al diritto una funzione che noi riteniamo non possa avere, cioè la funzione di regolare il dare la morte ad un'altra persona. E allora abbiamo anche posto una domanda, cioè: ma allora ha ancora un senso vietare la pena di morte? Perché se il diritto può anche servire per regolare il dare la morte ad un altro, allora dovremmo ripensare tutto il nostro ordinamento giuridico in un certo senso, e questo certamente noi speriamo che non accada. Molto bene, allora noi seguiremo l'evoluzione di questo procedimento e avremo modo di risentirci presto. Grazie professore. Grazie per la vostra attenzione, un saluto a tutti, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Sidewalk crouches at her feet, like a dog that begs for something sweet. Do you hope to make her
good. Hello, 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 hello. Di nuovo a te la linea, Antonino. Benissimo, grazie cara Sveva, alle 19:33 minuti e 29 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questi erano i Doors, Hello, I Love You del 1968. E allora, bella gente, diciamo che a quest'ora della sera ci sta tutto. Intanto vi do una notizia che è appena uscita sull'ADN Cronos, sull'Agi, scusate. Veneto, centrosinistra, Giovanni Manildo, candidato presidente, l'ex sindaco di Treviso tra il 2013 e il 2018. Giovanni Manildo è il candidato ufficiale del centrosinistra per la corsa al posto di governatore del Veneto dopo Luca Zaia. Vedremo, insomma, se ce la farà. Un'altra notiziola che viene battuta sempre dall'Agi: c'è un rapporto Confcommercio Censis. A proposito, il telefono comunque aperto, 0292947222, se volete dire la vostra, oppure se volete mandarci qualche zappa o WhatsApp, 340 670 9659, signore e signori. Allora, vi dicevo, questo rapporto Confcommercio Censis dice che le famiglie italiane hanno sempre più voglia di andare in vacanza. Il 37,7% ha già pianificato le partenze per quest'estate. L'anno scorso la quota era invece del 26,2%. Questo è il dato più alto dal 2019. Cresce anche la propensione all'acquisto delle famiglie italiane, ma il clima di fiducia resta incerto e naturalmente, diciamo così, siamo in una situazione nella quale stiamo tornando al famoso luogo comune. E vabbè, alla fine viene l'estate, le persone si rompono le scatole, se ne fregano e se ne vanno in vacanza. Ecco appunto. Scrive l'Agi, cresce la quota di famiglie italiane che ha già pianificato le vacanze estive, il 37,7% nel 2025, netto aumento rispetto al 26,2% dell'anno scorso. E il dato più alto dal 2019, si accompagna a un calo del numero degli indecisi, 28,6%, e di chi non partirà, 33,6%. Poi ci sono quelli che vanno alla Dispoli, ma mentre vanno alla Dispoli incontrano una spagnola che ha trovato hotel da Juventus tutto chiuso, e quindi poi dopo, vabbè, questo è un sacco bello, rivedetevelo, perché non è estate se uno non si rivede almeno un sacco bello e caro diario. Dicevamo, lo rileva il rapporto Confcommercio Censis, clima di fiducia e aspettative delle famiglie italiane 2025. Le rinunce restano elevate soprattutto tra chi ha meno risorse, 41,8% delle famiglie a basso reddito, e al sud 38,8%. Il motivo principale del no alle vacanze è la mancanza di risorse economiche, 53,5%, seguita da problemi di salute e caro prezzi stagionale. Chi partirà lo farà per lo più in Italia, 76%, il 68,1% con lo stesso budget degli anni precedenti, il 22,8% con un budget ridotto, solo il 9% potrà spendere di più. Gli alloggi più scelti sono hotel, 41,7%, B&B o agriturismi, 37,7%, seconde case, 14,8%. Cresce anche la propensione all'acquisto delle famiglie italiane, ma il clima di fiducia resta incerto. In un contesto globale che continua ad essere caratterizzato da grandi incertezze e tensioni geopolitiche con guerra e ritorno dei dazi, si legge nel rapporto Confcommercio Censis, l'economia italiana mostra segnali di stabilità e i fondamentali evidenziano una buona salute. In particolare, l'aumento del reddito disponibile, guidato dall'occupazione ai massimi storici,
e dell'inflazione sotto controllo. Le famiglie italiane da un lato mostrano voglia di normalità e tornare a spendere, dall'altro prudenza per l'incertezza. Questo sentiment è confermato anche dal clima di fiducia che resta incerto, con un saldo tra ottimisti e pessimisti positivo ma in forte calo. Nel 2025 si è infatti più che dimezzato rispetto al 23, 10,8 punti contro 27,5 punti. I dati evidenziano però una netta ripresa delle intenzioni d'acquisto, più 10 e 9 punti per gli elettrodomestici, più 9,1 per i prodotti tecnologici, 5,6 mobili, 4,3 le autovetture, 3,8 le ristrutturazioni. In particolare i beni tecnologici guidano le intenzioni di spesa, 33,6%, seguiti dagli elettrodomestici, 31,2%, dalla casa sia in termini di ristrutturazioni 25,4% che di arredo 24,1%. Tuttavia solo il 6,2% degli italiani si dichiara disposto ad acquistare un'abitazione, appena il 4,4% a investire in una seconda casa o immobile di vacanza, a conferma di un approccio ancora molto prudente. La percezione del futuro: se il 46,5% degli italiani si dichiara ottimista sul proprio futuro familiare, solo il 25,4% mantiene lo stesso giudizio positivo nei confronti dell'Italia nel suo complesso. Il saldo tra ottimisti e pessimisti è positivo ma in discesa, 10,8 punti nel 2025 contro i 27,5 del 2023. Quali sono le fonti principali di preoccupazione? Indovinate un po'. La malattia 49,2% e 47,2% la mancanza di risorse economiche. Insomma, quando c'è la salute sì, ma i soldi non fanno la felicità, però aiutano. Questo è il senso della notizia. Particolarmente esposte le famiglie del Mezzogiorno e quelle a basso reddito. Il 67,4% degli italiani indica come speranza primaria mantenere un tenore di vita adeguato, segnale di quanto il desiderio di stabilità superi ogni aspirazione di crescita. Le aspettative sono condizionate da un contesto di vulnerabilità diffusa. Solo il 9,7% prevede un aumento dei propri redditi nella seconda metà del 25. La previsione più ricorrente è quella di stabilità, 65,6%, ma un quarto delle famiglie teme una contrazione. Dopo un triennio segnato da pandemia, inflazione e instabilità geopolitica, sottolinea Confcommercio, le famiglie italiane si affacciano al 2025 con un atteggiamento misto di cautela e desiderio di normalità. L'indagine restituisce l'immagine di un paese dove il 43,3% delle famiglie ha aumentato i consumi nel 2024, ma a scapito del risparmio. Le diseguaglianze socio-economiche restano marcate. Solo il 12% delle famiglie a basso reddito ha visto crescere il proprio reddito, contro il 24,9% di quelle più agiate. La forbice si allarga anche sulle risorse complessive. Il 47,1% delle famiglie meno abbienti dichiara minori disponibilità economiche rispetto all'anno precedente. Le spese obbligate, bollette, tasse, spese condominiali sono il principale fattore che costringe a ridurre i consumi, 56,3% degli italiani, seguite dalla contrazione dei redditi, 25%, e necessità di accantonare risorse per imprevisti, 18,7%. Questo è quello che succede in questo paese alle ore 19:41 minuti e 39 secondi sulle nostre magiche onde di Radio Libertà, per cui anche qui, insomma, di cose ne stanno succedendo. A proposito, abbiamo visto, c'è stata la presentazione dei palinsesti di Mediaset con qualche battuta di Pier Silvio Berlusconi. Si parla di Gianbruno e Mentana, scrive Laggi. Andrea Gianbruno penso che presto dovrà e potrà tornare in onda in qualcosa che già esiste. È un bravo giornalista. Cosa ha fatto? Afferma Berlusconi, che aggiunge: Mentana, se lui vuole, le porte sono aperte. Vedremo anche qui. Catalan ha fatto un numero 0 di un suo programma che non mi è dispiaciuto. Potremmo decidere di farlo crescere per una prima serata di Italia 1, ma vedremo. Potrebbe essere questo il prodotto o un altro, con Catalan o meno. Vabbè, poi ci sono tutte, si parla di politica.
Ecco perché Renzi si è incazzato, perché alla domanda su Renzi Pier Silvio, scrive Laggi, ha risposto: Renzi non ha più mordente, non ha più peso, ha perso credibilità elettorale. Lo ritengo bravo e intelligente, ma ha perso credibilità e peso politico. Hai capito? E quindi Matteo Renzi si è incazzato come non mai. Vabbè. Unicuique sum, che dobbiamo fare? A ciascuno il suo. Le 19:43 minuti 22 secondi, il telefono è ancora aperto allo 0292947222. Se avete voglia di intervenire e di dire la vostra, perché se no, altrimenti noi tra qualche minuto si tira i remi in barca, tra 1 minuto e mezzo chiudiamo la nostra trasmissione e ci salutiamo dandoci appuntamento a domani per la puntata numero 1031 di giovedì 10 di luglio dell'anno del Signore 2025 e in particolare domani avremo altri temi molto interessanti e molto croccanti per voi. A proposito, mi sono dimenticato di dirvi che il pezzo con cui abbiamo aperto questa trasmissione era Irene Cara, Fame, saranno famosi, del 1980, gran pezzo anche quello. Almeno noi cerchiamo di dare cerchiamo di passarvi i pezzi belli, i pezzi brutti, come dice Luciano Ligabue in Radio Freccia, non ve li passiamo. Bene, or dunque, siamo arrivati alla fine del nostro programma, grazie ancora una volta per essere stati con noi. Diamo un'ultima occhiata alle agenzie, ma le notizie sono quelle che vi abbiamo dato nel corso della trasmissione. Un'ultima cosa, Biagio Antonacci scrive l'ADN Cronos, Biagio Antonacci al pronto soccorso per soffocamento, la smentita del cantante. Biagio Antonacci, grazie a Dio, sta bene ed è in ottima salute. Grazie a tutti, adesso ci salutiamo con Franco Califano, Tac del 1977. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Mentre tu sei perfetta come l'amore detta, io sono fatto male come la smania vuole. Quindi se mi stai attorno 24 ore al giorno, donna fin troppo seria, mi fai mancare l'aria. Dovrei farti partire ogni tanto, ma non ho il coraggio. Altre volte l'ho fatto, sei andata e per me è stato peggio. Dovrei prendere fiato in tua assenza, cambiar compagnia. Contro l'ansia e la mia insofferenza, almeno in teoria. Ma tac, io mi accorgo che ci sei, proprio quando non ci sei, ed allora ti vorrei. Ma tac, tac, improvvisamente c'è come un vuoto intorno a me, chiuso in casa aspetto te. Per un poco di tempo da solo dovrei star benone, se non altro perché tu mi togli una preoccupazione. Dovrei vivere senza pensieri io per la miseria, stare più rilassato di ieri e riprendere aria. Ma tac, io
accorgo che ci sei, proprio quando non ci sei, ed allora ti vorrei. Tac, tac, improvvisamente c'è come un vuoto intorno a me, chiuso in casa aspetto te. Dovrei vivere senza pensieri io per la miseria, stare più rilassato di ieri e riprendere aria. Ma tac, io mi accorgo che ci sei, proprio quando non ci sei, ed allora ti vorrei. Attacca, improvvisamente c'è come un vuoto intorno a me, resto in casa e aspetto te. Ma io mi accorgo che ci sei, proprio quando non ci sei, ed allora ti vorrei. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.